Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo del più grande reato che è stato fatto all'Occidente, ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Dagad, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete che nel gruppo dei Magici Arcieri Bertolini alle 20:30 ogni lunedì il Degana Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvati da Midas, un percorso esoterico gratuito. In più, se mettete un bel super like e anche un bel commento sotto, il vostro Marietto è contento. Vi ricordo che i link sono sotto in descrizione per accedere ai vari gruppi Facebook e Telegram e sono qui sotto nella descrizione del video. Bene, parliamo del più grande reato che nell'Occidente è stato commesso negli ultimi 2000 anni, e questo reato lo ha commesso la religione di Stato, che ha tolto la possibilità alle persone di capire che esiste la reincarnazione, e cioè che l'anima giustamente è immortale e che deve avere sempre un corpo per poter riaccedere a questo piano vibrazionale. Togliendo questa conoscenza ha praticamente creato dei mostri che, vivendo nella materialità, nelle varie, come si dice, conquiste di nuovi territori, e hanno cominciato a dire: uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi. Questo perché? Perché proprio questa è stata una forma di dominio mentale. C'erano qualche scienziato che dicevano: la prossima conquista e guerra mondiale non sarà a livello, come si suol dire, materiale, ma sarà dentro le nostre menti. Il vostro Marietto vi dice che questa guerra è già iniziata 2000 anni fa. Quando ero piccolino alcuni esoteristi mi dicevano: guarda che noi non siamo nel Nuovo Testamento, noi viviamo sempre nel Vecchio Testamento. E in effetti è così, perché dopo l'anno zero praticamente che la religione di Stato ha creato, 400 anni dopo è stato, come si suol dire, materializzato questo Gesù Cristo, questa entità che ha portato all'umanità tanto piacere e tanta salvezza, però è sempre un qualcosa che deve venire dall'esterno, qualcosa che qualcuno ha in mano, una cloche di comando, e chi predica questa soluzione ha in mano il dominio. In suo nome sono state fatte carneficine di tutti i tipi, di tutti gli stili, e ne sanno qualcosa questi stati che sono stati colonizzati in nome di questa salvezza dell'anima. Ma nella realtà ormai è appurato che esiste anche a livello scientifico. Gli scienziati hanno fatto e detto in tutte le lingue, in tutti i modi, che la reincarnazione esiste. Certamente non ce n'era di bisogno, però visto che siamo stati lobotomizzati in Occidente, anche un loro aiuto è sempre benvenuto. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che per secoli l'umanità occidentale è vero che è cresciuta anche a livello materiale, però questa schiavitù, questa gabbia Fahrenheit che hanno messo nella nostra mente ha condizionato fortemente l'evoluzione della nostra anima e del nostro spirito, e in effetti poi vediamo molte persone che si rincarnano e sono anche messe maluccio, no? Anche fisicamente, proprio perché questa mancanza di conoscenza, questa non diciamo stupro, ma questa dilaniazione della conoscenza dell'anima, del fatto che si rincarna, ha portato purtroppo molte persone a fare gesti e atti, nel senso che, non credendo in questo fatto, ha sempre in un certo senso sporcato il proprio karma. Questo è stato un atto terroristico immane, immenso, e quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte queste persone, adesso vi faccio fare un esempio. C'era questo signore che veniva chiamato Padre Pio. Fondamentalmente Padre Pio era un cabalista e si era dovuto nascondere sotto le vesti di un monaco per poter operare, anche perché purtroppo la situazione era contingente, c'era la seconda guerra mondiale e qualcuno doveva fare qualcosa per difendere lo Stato italiano. Lo Stivale, Padre Pio, un classico esempio di cabalista che si era criptato dentro una religione di Stato proprio per difendere il suolo italiano.
Mi ricordo che alcuni esoteristi mi hanno spiegato che il capitano degli Alpini di Torino era un moscerino in confronto a Padre Pio. Quindi ci sono stati anche degli esempi importantissimi di cabalisti che si sono dovuti nascondere per poter aiutare altri in queste religioni di Stato e vengono chiamati santi, però in quel periodo in cui loro operavano erano osteggiati fortemente da quel clero che in quel momento lì governava sul suolo italiano. Bene cari amici, detto questo, il vostro benedetto veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del legale benedetto veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.